Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Max Payne 3. Ci troviamo nuovamente dentro questo fantastico motel ormai in distruzione, nei panni del nostro fantastico Max. Allora, come avete ben potuto vedere, non sono riuscito a caricare dei gameplay di Max Payne nelle ultime ore perché all'interno di Max Payne 3 sono stati effettuati degli aggiornamenti, per la precisione un intero aggiornamento di 236 mega se non sbaglio. E appunto nel momento in cui sono riuscito a terminare l'aggiornamento, quando ho cliccato l'icona del fantastico Max sul desktop per avviare il gioco, non è stato possibile avviare il Social Club. Per chi non lo sapesse, Max Payne 3, come tutti i Rockstar Games, sono legati a una sorta di comunità chiamata Social Club, nella quale è possibile raccogliere i propri trofei, eccetera, quindi tutti gli obiettivi che sono stati ultimati all'interno della campagna. E praticamente non sono riuscito a entrare nella modalità all'interno di questo social club, quindi non sono riuscito a entrare nel gioco e quindi stavo uscendo pazzo. Credevo di aver buttato via questi 25 euro per Max Payne. Poi alla fine sono riuscito a notare numerose opinioni degli utenti, ringraziando quindi il fantastico forum per l'assistenza, e ho notato che dovevo aggiungere, quindi aggiornare il social club, cosa che Steam non ha fatto automaticamente, cosa abbastanza strana. E alla fine sono riuscito a ottenere l'accesso dopo molte peripezie all'interno di Max Payne. Quindi speriamo che non ci siano più aggiornamenti, perché a me il gioco andava bene così e spero, anzi credo che anche a voi andava bene così, quindi speriamo che non ci siano più aggiornamenti e soprattutto che non ci siano più intoppi nella nostra fantastica campagna. Comunque, bando alle ciance, guardate, alle cencie, torniamo nuovamente dentro il nostro gameplay dopo molto tempo di attesa con il nostro fantastico Max. Vediamo di rompere il sederino a questi stronzetti. Aspettiamo un attimo perché il volume è un po' troppo alto, quindi si saranno resettate un po' le caratteristiche audio. Torniamo immediatamente ragazzi, quanto sistemiamo le impostazioni. Molto bene. Allora, facciamo fuori questi tre stronzetti. Mi è sembrato di averli già fatti fuori all'interno del gameplay precedente, però voglio rifarli fuori, voglio scaricare tutta la mia rabbia di questi dannati eventi che sono accaduti in queste ultime ore su questi poveri stronzetti. Bella, vai Max, vai, fai fuori questi quattro stronzetti, ottimo, ottimo, ricarichiamo, non abbiamo più vita ragazzi, che bello ritornare sul vecchio e caro Max Payne, mamma mia. Allora, eravamo rimasti a questo punto, dobbiamo buttare giù l'armadio. Ok, allora andiamo avanti. Mamma mia, che colpo che mi hai fatto prendere Max, non sono riuscito a rivederti per 2 giorni e già mi mancavi. Avanti, spingiamo questo armadietto, premiamo ripetutamente avanti Max, che sei forte. Mi stai veramente deludendo, hai fatto 20 anni nella polizia sollevando 300 kg, adesso non riesci a buttare giù un armadietto di appena 20 kg, vergognati. Avanti, andiamo avanti, ok, usciamo, bene, mamma mia Max oh mio Dio, ho visto dei proiettili? Andiamo avanti, vediamo un po' cosa c'è qua intorno, oh mio Dio! Ci siamo salvati? Sì. Uff, meno male. Probabilmente stiamo vivendo un altro flashback, perché il nostro Max vede un po' intontito il tutto. Probabilmente si starà svegliando dal sogno. Ok, scendiamo giù. So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast. Questo fantastico umorismo alla Max Payne, sempre il solito. Comunque questa camminata nel vuoto mi ricorda un po' il primo Max Payne, quando affrontava quegli incubi per colpa del trauma subito con la moglie. Mi ricorda un po' Max Payne 1. Attento Max! Ci siamo rotti sicuramente qualche costola, il femore e tutto il resto. Vediamo un po'. Ah no, c'è un bel filmato, altro che salta, ce lo guardiamo tutto, vediamo quello che succede. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, oh mio Dio! I might get some answers. Mi ricorda un po' Walking Dead ragazzi, non so voi ma me lo ricorda molto, soprattutto quando abbiamo affettato la gamba a quel poverino. Vediamo che fa Max adesso. Hey! Why? Why Rodrigo Bronco? Cioè, Max, queste domande in un momento di morte. Came to kill you because of what you did to us. You killed so many of us. Aia. What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Vediamo cosa farà adesso Max, non so davvero le sue intenzioni. Ah, giusto, giusto, Fabiana, dov'è? Fabiana Bronco, where is she? Está tomando
Sombra got her. Up the hill. Bene. And it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. Oh mio Dio, ragazzi. Max, che coraggio che hai. Vediamo. Non tentiamo neanche di salvarlo a questo povero stronzetto. Ah, ecco, alla fine era un flashback. Quanto mi piace questo contrabbasso, mamma mia. I was a mess. Rodrigo Bronco was dead. Fabiano was held hostage. I had no idea who was behind any of this. Già, Max. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired Capelli grigi, mess. quindi tagliateli, va? Fatti pelato che già siamo una buona parte del gioco. This place, well, this place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. La rinuncia al whisky. Ah, è caduto anche lui. Vediamo. Ha rotto il tavolino. I 100 kg di Max si fanno sentire. It was time to take back control from whoever was Che out to cerca? get me. Vediamo If cosa I c'è qua didn't flush dentro. them out, at least my midlife crisis would confuse Chissà cosa sta them enough cercando, so they ragazzi, did vediamo. something stupid. It was the Acqua? only hope I had. Ma che credi, Max? Che con l'acqua puoi buttar fuori 30 kg di, anzi 30 litri di alcol che hai nello stomaco? Popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin Questo è with vero, red Max. leather. Questa me la devo scrivere, ragazzi. Hai il fegato di un'oca francese. ecco il rasoio. Avanti, cominciamo a buttar via questi capelloni. Ma come mai questo cambio di qualità? Mamma mia. Fai da te. Guardatelo. Ma no, un pelatone, guardatelo qui. Well, Ti è sfuggito un punto però lassù, Max. Hai sbagliato qualcosa, attento. Non ti faccio un vero e proprio barbiere. Però dai, mi sembri un po' un predicatore at con least questa I was barbona. facing in the right direction. Ah, se lo dici tu, Max, ci credo. Dopo tutte queste sparatorie, quello che gli è rimasto è solo un piccolo cerottino nella spalla. Tutti i proiettili che abbiamo ricevuto, niente. Mi sembri molto John Lennon con questi occhiali. Vediamo. Ritorniamo in Brasile, ragazzi. Max? Con la camicia hawaiana, guardatelo che Of figo. course I'm alive. We did not know this. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No, you killed him, Boha. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but Già. please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. Sì, vabbè. How am I getting his money, Marcello? Please. Che think. stronzo questo I worked my ass gorillone. off for your family. I saved your life twice or more. Right now I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. Bene, sappiamo anche l'ubicazione della povera ragazzina. One of the Crutch of Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. A quanto pare questo ragazzone con la maglietta del Brasile è il fratello del boss che hanno ucciso prima. Bene, allora, vediamo un po' dove siamo. Nella favela, a quanto pare. Capitolo 7, un mal di testa servito direttamente. Wow! Nuova Speranza favela. Infatti, ragazzi, mi ricordava molto Fast and Furious 5 questo So I guess I posto. was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore. The unpleasant memory they try to obliterate with Però non cocktails sono and male le ragazze in helicopters questa and parte del parties mondo, and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover Attenzione al sent direct ragazzino, from Mother una banda di Nature. ubriachi. Lo lanciano via come se niente fosse. Però Max non lo vedo in questa atmosfera un po'... come possiamo dire, un po' meno elegante del solito. Alla fine me lo ricordavo sempre con giacca e cravatta, pantaloncini in seta e le solite scarpe in camoscio. Però a quanto pare ha cambiato stile di vita. Vediamo un po'. Con la barba incolta, gli occhialoni Ray-Ban. Mamma mia, sempre la solita solfa. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas.
But then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. Una festa, anche in questa parte del mondo esistono. Bene, bene. Vediamo. Ma chissà come potremmo trovare la nostra... gringo, non ci chiamare gringo, stronzo. Vediamo cosa dice. Non riesco a decifrare, ragazzi, per me è arabo. Falo sim, sem problema. Need to know if you ever seen this girl, Fabiana. Come here Ecco for some la Noir Time, ragazzi. Girl, sexy. Guardate che forte il ragazzino, già mi piace. coke. Where you going? Seguiamolo, corri Max, avanti, non fate aspettare. Lo so che sei un vecchio decrepito, però avanti, andiamo. Hai sempre la pistola nelle mani, guardate un po' il calcio della pistola nelle nocche delle dita. Bene, andiamo. Seguiamo questo piccolo Cristiano Ronaldo. Vediamo, perché di solito in queste parti del paese si gioca molto a calcio. Vediamo. At least I'd found Una myself guida a tour turistica. guide. Max, allora non hai visto proprio niente del mondo. Bene, andiamo avanti allora. Abbiamo il controllo del nostro Max, ottimo. Vediamo un po' che fighetto il pelatone, possiamo guardarlo da vicino, questa bella testina. Andiamo avanti. Allora, zucca pelata, avanti, facciamoci avanti. Ok. The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future and those who spend their lives trying Tu to quale hai build scelto, a Max? past. Io dico la For seconda. too long I've been stuck in between. Nel mezzo. hidden Ottima in the scelta. dark. What was I really doing walking in there with my bad Questo è vero, una haircut, maglietta proprio ridiculous ridicola e una shirt? pettinatura Was I che there to fa make ridere something proprio i right? polli, fuori Or was moda, I amico just mio. using a messed up situation to indulge E myself? poi in questo posto è un Grasping accento da some strapazzo. desperate La festa, ragazzi. control Questo è il Madison to a Square Garden. hand-in-hand more than Chiamiamolo a Madison carefree Square grip. Garden, un po' all'antica. Quello qua, una bella festiciola, si divertono i ragazzoni. È bella, c'è un bel ciccione là sopra che balla. Questo non mi piace con la sigaretta in mano, ragazzi. Mi piace questo luogo, bello, andiamo, andiamo. Mi ricorda un po' Syndicate, quando c'era la discoteca. Non lo vedo a Max qua I had dentro, stumbled into some no. kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered. L'alcol è come una sorta di seconda vita per Max, cioè una sorta di acqua. Cioè, senza alcol Max non vive. È praticamente il suo latte materno. E con il ragazzone con l'HPino che ci manda via. Non abbiamo fatto niente, cioè neanche entriamo e già ci rompono le scatole, ragazzi. Mamma mia che rottura di palle sti stronzetti. Sembra che il nostro Max ha la rogna, guarda, neanche entra, già gli puntano 2 mitra in testa. Non capisco nulla, quindi è meglio che parlo io, ragazzi, perché non capirete ovviamente nulla neanche voi. Guys, what do you need? Che gli abbiamo fatto? Ma vorrei dire, che abbiamo fatto? Neanche siamo entrati. Easy, pal, easy. Ah, então. Você é americano de merda. Ehi, guarda come parli, stronzetto. Me dá só uma razão pra eu não te matar, Questi sono i soliti tipi che si fanno i furbi. Ehi, gli occhiali, stronzetto. Guardate questo stronzo ci ha rubato gli occhiali. Il gorillone qua con il cappello da rapinatore. Pega o dinheiro Che dele. ci stanno facendo? Ah, relojão. Ci ha rubato la pistola. Passa aqui. Merda. Vediamo che abbiamo. Non è che abbiamo tipo un trucchetto nell'orologio tipo 007, facciamo saltare tutto in aria, no. Ah, ci stanno derubando praticamente. Bem-vindo à favela. Bene, bene. Oh! Bene un cacchio. Ci stanno ammazzando. All things Oh considered, I was mio gonna have to Dio, look povero on this Max. as a good outcome. I was deep in gang territory. Non possiamo far These nulla. kids were raised hating Alzati, clowns Max. like me. Middle income ass kickers who protected the rich by bene. shooting kids like them. Ok ragazzi, ce la siamo cavata abbastanza bene all'interno di questo video, un po' come possiamo dire, un po' introduttivo a questa a questo settimo capitolo, che a quanto pare ha qualcosa di sotto molto intrigante e soprattutto in un territorio nemico con una capigliatura bizzarra e una maglietta alquanto come possiamo definirla, attrattiva per il nostro Max. Ce la stiamo cavando abbastanza bene. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, speriamo che non accadano altri imprevisti all'interno della nostra campagna. Mi raccomando, lasciate un bel commento come al solito e magari un bel voto per farmi sapere la vostra opinione sul gameplay. Ciao a tutti ragazzi!